On the other side of the strait called Heracles Columns, there is an island. Quest'anno la Lituania è Stati Uniti d'America e anche la Russia c'era. Io quello che dico per il signore della Lituania, se gli metti davanti un tonno o una ricciola, forse ha difficoltà di spinta. E comunque sia, ha presentato un piatto bellissimo e ha colpito, sì, è dato ai finalisti. Perciò imposto questo posto con i propri profumi, le idee, le cose che cambia, può cambiare a chiunque vuole fare il cuoco in qualunque parte del mondo, deve avere a che fare con i suoi italiani. La materia prima è assolutamente la migliore del mondo. Sono d'accordo, siamo tutti d'accordo su questo. Abbiamo detto appunto grandi chef che abbiamo visto oggi, abbiamo partecipato a questa competizione internazionale, quindi in finale ci sono stati Lituania, Stati Uniti e Russia. Un altro piatto interessante con la Russia, spero sapremo chi vincerà questa 16ª edizione del Giro d'Ognò, ma anche tanti altri chef che si mettono così in gioco e hanno piacere di essere qui a questa manifestazione internazionale. Abbiamo detto Andrea Berton è uno dei più grandi chef che appunto abbiamo. Sì, anche in quel senso, certo. Però devo dire, io ho avuto la fortuna e il piacere di andare nel ristorante di Andrea Berton. Credetemi, è un percorso del palato che non ha uguali, è veramente meraviglioso. Dicevo ad Andrea,
sei riuscito a muovere tutte le papille gustative che abbiamo nella nostra bocca, veramente bellissimo. Allora io inviterei ad entrare, così cominciamo subito, andiamo nel cuore del... Accogliamo come si deve. Ecco qua. Che bello. Grazie mille. Grande piacere essere qua con voi. Grazie. Dica chef, cominci subito lei perché... Comincio io? Per una serie di Perché avete parlato tanto voi, quindi allora, ovviamente, essendo qua la parte del tonno che ho trovato più interessante, che anche io utilizzo, poi in questo periodo è anche la parte migliore, è la ventresca. Anche perché in questo momento i tonni sono puliti, quindi la parte della ventresca è più profumata anche, ed è anche più grassa e ricca di omega 3. Quindi credo che sia il trancio migliore da utilizzare per fare questa presentazione che vi preparo. La presentazione che farò sarà una ventresca di tonno con olive, mandorle e lattuga. Quindi c'è la mandorla, ci sono le olive e poi la parte vegetale che è la lattuga. Sì, quella detta la romanella, quella. Esatto. Vedo che ho usato solo il cuore, no? La parte interna, il cuore, sì, esatto. La cosa che ho trovato qua stamattina che mi ha fatto un po' modificare la ricetta è stato il mirto. Quindi, avendo tutto questo mirto, ho deciso di affumicare un po' la ventresca di tonno. Quindi l'idea di dare un po' di sapore in più è nata stamattina andando in giro con Giuseppe a vedere un po' cosa succedeva. Abbiamo trovato questo bel mirto e quindi la prima cosa che faccio adesso affumico un po' il trancio di ventresca. Volendo scegliere questa affumicatura, è così che si può fare anche in casa. In casa bisogna fare attenzione a non bruciare tutto, però si fa Non dà fuoco alla cucina. Grazie. Devo sottolineare un piccolo particolare, appunto, io ho detto appena detto Andrea, per il principale che sono andata a fare una passeggiata, visto che c'era molto mirto. Allora, sentiamo, Eccolo qua. facciamo in modo che prenda bene la fiamma e poi chiudiamo con il coperchio così il fumo rimane all'interno. Vediamo il sapore e il profumo del mirto. Il profumo. Perfetto. Partito lo lasciamo. Per quanto tempo, chef? Bisognerebbe lasciarlo almeno una quindicina, ventina di minuti. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one need, and one love, get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it. Mary, did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come
came here to play Jesus to the lepers in your head. Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. See, we had each other, then we do it again. You said love is a temple, love is a higher law. Love is a temple, love is a higher law. You asked me to enter, but then you made me crawl, and I can't keep holding on to what you got, 'cause all you got is hurt. One love, one life, you got to do what you should. Io non l'ho assaggiato ancora questo piatto, dovrò farlo presto, però devo dire che mi ha fatto venire l'acquolina solo raccontando questo piatto. Parlava Andrea di brigata, la brigata io l'ho vista al lavoro, appunto sempre nel suo ristorante, perché tra l'altro lui ha una zona molto piccola all'interno della cucina, che è molto grande la cucina, un tavolo con 4 posti, quindi volendo si può prenotare e mangiare all'interno della cucina. Vi assicuro che è un'esperienza unica, perché lavorano, sono delle macchine, cioè non perdono mai diciamo, l'attenzione sul piatto, su quello che stanno facendo. Lui, devo dire, insomma, è abbastanza serio. Una brava persona, diciamo. No, è carino, però sul lavoro è... Io vedo non qui, siccome io penso ai suoi genitori, anch'io ho 2 figli, uno alto 2 metri, l'altro 96, signori, non potete capire quanto costano le scarpe, le giacche, per fare il letto fatto apposta per questa gente così. Cosa vuoi? Dove passano? Con una bella esperienza questa, semplice e pulita, sì. Volevamo capire se in verità, tanto adesso Andrea non ci sente, se vi è piaciuto davvero molto. Di più, di più. Ma scusa, magari qualcuno può muovere Poi anche io una so che critica. la gente Può così. muovere una critica. No, la gente, la maggior parte è così, di così buonissimo, grazie a te ne so. Perché dire la verità spesso è come ti dicevo, guardiamo la faccia del presidente, perché quella lì la verità c'è. Ecco qua Andrea. Io già l'ho mangiato lui. Andrea, mi aspettavo da te un gesto di questo tipo, sai, perché eccolo là. Grazie. Per Marzia e uno per te. Che meraviglia. Andrea Bertan, grazie di questo piatto meraviglioso, adesso lo assaggeremo. Ecco Luigi Pomata che addirittura scende. Magari il servizio oggi Guardate perché siamo serviti, ragazzi, non capita tutti i giorni, Andrea Berton e Luigi Pomata che ci servono, Ma mai. noi lo facciamo tutti i giorni. Il nostro Questo lavoro. è vero, questo è vero. E quello che diceva Andrea è fondamentale, siete voi proprio che poi apprezzate e date la possibilità a questi grandi chef poi di esserci e di rappresentarci in tutto il mondo. Questa è la cosa più bella. Se la interrompo, Prego. ricordare degli appuntamenti che non, perché Certo. i signori devono godere di tutto quello che c'è. Luigi Pomata, domani sera, poi c'è Andrea Brea, Achille Pinna e Davide Del Fra, c'è il sottoscritto che si va che è dopo e Andrea Berton che abbiamo già visto. Perciò, cari signori, prenotatevi perché ci sono tutti i sold out e sono esperienze belle, anche se il piatto non piace, è sempre un'esperienza bella. Questo è vero. Ricordiamo anche stasera il concerto di Piero Perù, ovviamente. Piero Perù che non lo so, io quando mi avvicino a lui non mi sento molto tranquillo. Perché? Scusa, ma che cosa stai dicendo? Non è che poi agitazione, hai Andrea Brea, c'è il signore Bertonde, tu sai che è un cuoco, è buono, fa cose buone, parla, ma prima l'ho visto, devo dire, stavo parlando con la lunga. Allora uno che parla con la lunga deve essere forte forte. Però chissà con chi caspita parla, io non... È di roba fumicata, secondo me per lui se ne intende molto, io non voglio dire così a prima vista. Così è nato, Penso proprio di sì. Fate
fotografie, non tante quante ne sta facendo queste Renato storie qui. Scanu, che però lo dobbiamo dire, scusate, lui è un giornalista, un collega che... Vai, silenzio. Purtroppo no, perché dobbiamo ricordare, tu dovete fare delle fotografie e condividerle con Hashtag Girotorno. Twitter, Facebook, hashtag Girotorno, hashtag Carlo Forte. perché questo dobbiamo far capire Dobbiamo al essere mondo social. che siamo qui e stiamo facendo una cosa meravigliosa che gli altri devono invidiare, non solo in Italia ma nel mondo. Carlo Forte deve diventare una parola internazionale. Questo Su questo aggiungo che ieri sera ho lanciato veramente un semplice piatto con le palette della giuria su appunto Instagram e abbiamo avuto quasi 1000 like, quindi veramente Girotorno va forte, fortissimo, e già l'ho scritto anche da... Ma guardi, ma anche io ho centinaia di like, di cose, Che bello. Essere partecipi di queste cose qui è meraviglioso. Vi ricordo che alle 21 c'è la cerimonia di premiazione, dove verrà premiato il miglior piatto, migliore presentazione e il piatto più innovativo, più che si dice, madonna, che hai fatto? Quello lì Perché è combinato. originale. Esatto. No, ricordiamo che sono i finalisti. Sì, Stati Uniti! La Lituania, che io dico per loro perché non so dove chi è il presidente, e se c'è la cosa più ma bella. poi che c'era ancora la schiavitù, io non sappiamo niente. Chi dice continuamente Andy, ma voi che ne sapete del tonno? Siete arrivati in finale e non conoscete il tonno. Certo, Andy, Stati Uniti e la Russia, che per un americano, anche lì, quando mi vicino a un russo, uno che è nato durante la guerra fredda, sono qua 10 ragazzi, è molto carino. Ancora ho questo presentimento. Abbiamo dei ringrazi istituzionali da fare. Amica mia, se vuoi li faccio io perché mi dà anche gusto. Guarda, il comune di Carloforte, regione autonoma della Sardegna, Carloforte, essenza il paradiso. Madonna quanto è bella, essenza di paradiso, questo è bello. Sardegna, isola senza fine, pure mi piace quello che dice. Feedback, che è l'organizzazione che organizza, che fa, che inventa, che mette insieme questa cosa. fammi dire una parola sulla feedback, Sì, perché assolutamente. permettetemi, lavorare con, spesso noi ne parliamo anche nella mia trasmissione, no? Lavorare con il cibo in queste condizioni non è così semplice, quindi complimenti, plausi agli chef, ma complimenti, plausi a chi organizza, quindi sia il comune e il feedback, perché veramente in questo sono delle macchine da guerra, non sbagliano un colpo, loro li troviamo anche al Cuscus Fest, quello ovviamente di San Vito, lo capo, veramente sono fantastici. Del Comaro, Zanussi, Cona, Carloforte, torna la fiamma che non so che significa ma mi piace. Banco di Sardegna, Hotel Riviera, Tabarak, che è un presidente Tabarca, è un presidente di un paese arabo, non so che cos'è. Aviglia Dubertin, Granara and Brokers, assicurazioni, Carlini Italia, Tiscali. Guarda, ho finito. Tiscali nasce in Sardegna, non poteva mancare Ah, c'è Tiscali. il conte della sposa, quelli che stanno lì che fanno il torrone, quello è meraviglioso, proprio buono, portatelo a casa per proprio speciale. Cucine gemellate, Hotel Riviera, Torno di Corsa e il ristorante Da Niccolò. E quindi Io dico io bene, se è bella buona simpatica, oggi anche molto, ma sempre sexy. Diciamo le cose, sei proprio bella, e tu sei proprio bravissimo e anche molto bello. È una persona eccezionale Andy Watts, perché io lo conosco molto bene, ha un cuore grande, è una persona meravigliosa. Allora, noi possiamo concludere qui. Quindi vi ringraziamo davvero tanto di essere stati qui, di aver degustato questo piatto meraviglioso di Andrea Berton. Non capita a tutti, sappiate che siete veramente diciamo dei privilegiati in questo senso. Buona serata, perché non finisce qui, avete sentito tanti gli appuntamenti, uno più bello dell'altro. E il prossimo è mio. E il prossimo è quello di Amy Ross, ovviamente domani vi ricordo Andrea Brea, grande chef, altro chef che sta a Milano, Fun di Milano, 2 stelle, ha conquistato quest'anno la seconda stella, quindi veramente Carlo Forte è riuscito a mettere in piedi un firmamento eccezionale. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo presto. Buona serata, grazie. Tore Puggioni, 16ª edizione di questa rassegna gastronomica, enogastronomica del tonno rosso, il tonno di corsa, il tonno più buono al mondo. Come sta andando?
Sta andando molto bene, siamo partiti con 2 giorni intensi, gare enogastronomiche, live cooking, concerti e certamente al centro di tutto c'è sempre il nostro amico Tonno che riesce a darci serenità, a darci aiuti economici, ma soprattutto riesce a farci sentire la capitale del Mediterraneo, perché il tonno rosso si mangia solo qua, mentre se vuoi sentire un concerto puoi andartene a Cagliari, ad Iglesias, a Carbonia, però il tonno rosso è qua, è solo qua da noi. È all'insegna di tutto, perché stiamo lavorando tutto l'anno per questo evento, perché crediamo fortemente in questa manifestazione e la miglioreremo anche come qualità piuttosto che con quantità, proprio perché ci crediamo ed ogni anno migliora sempre, anche se cambiano le gestioni, cambiano le edizioni, cambiano anche gli chef internazionali, i giornalisti eccetera. La manifestazione si rinnova perché c'è sempre modo di discutere, c'è sempre modo di tirare fuori in ballo piatti nuovi, condizioni nuove per mettere sempre al centro questa manna che ci è caduta dal cielo e noi dobbiamo gestirla nel migliore dei modi. Abbiamo un'isola bellissima, delle spiagge bellissime, delle coste fantastiche e l'interno dell'isola tutto da scoprire. Noi lavoriamo su questo. Poi ripeto, ho avuto la fortuna di essere quasi un anno, adesso compierò un anno il 12 di giugno, di lavorare con gente veramente che mi sta vicino. Sono coperto in ogni settore, dal turismo, dai servizi, dall'urbanistica e questo è il mio valore aggiunto, perché da solo non riuscirei mai a fare tante cose. Ho portato il mio bagaglio di esperienza, perché tanti anni anche nei banchi dell'opposizione hanno fatto sì che riesco questa volta a guidare con un gruppo veramente solido, serio, quest'isola stupenda, che sarebbe un peccato non dare il mio contributo, il nostro contributo. Ecco, ho visto tra l'altro sui traghetti sia da giovedì, venerdì, quest'oggi, sabato, insomma i traghetti che vanno e vengono a pieno carico, davvero un interesse particolare sotto il profilo turistico per Carloforte. Sì, assolutamente sì, perché io il tonno, quasi scherzosamente, sì, il tonno è quello che praticamente va in tutti i piatti del mondo, viene lavorato da tutti gli chef con un estro incredibile, però dentro di me lo considero anche un'esca per i turisti, per portare i turisti e poi cercare i turisti di una volta venuti qua di farli innamorare dell'isola, di non farli staccare più, di farli venire sempre tutti gli anni. Questo è il nostro obiettivo, cercare di migliorare l'isola senza andare in competizione con altre realtà che possono essere realtà che non sono mai raggiungibili da noi. Noi non possiamo andare in competizione con Alghero, con la Costa Smeralda o con Fort Village. Noi abbiamo un prodotto che è solo l'isola di San Pietro dà. Dobbiamo salvaguardare i nostri siti naturalistici, le nostre coste. Tutto questo patrimonio che ci hanno lasciato deve essere conservato e curato da noi. Ecco sì, stacchiamo un attimo anche in campo sportivo, il Carloforte Calcio sta lottando anche per salire nel campionato eccellenza, cosa possiamo dire? Possiamo dire bravissimi chi ha gestito, bravissimi chi è riuscito a fare questa cavalcata. È chiaro che l'amministrazione sarà vicina tantissimo alla dirigenza e alla squadra e soprattutto aiuterà questa società a curare il settore giovanile, perché è da lì che bisogna partire, perché dobbiamo avere un giocattolo, un qualche cosa che sia consolidato nel tempo, non è che sia solo una cosa provvisoria. Noi aiuteremo anche le società sportive ad orientarci su questo. Ettore Pugioni naturalmente è stato una grande bandiera di Carloforte, così come è stato tuo figlio, insomma, Fabio, che saluto. Sì, grazie a Dio, io ho giocato 21 anni nel Carloforte, solo nel Carloforte. Mio figlio Fabio, molto più bravo di me, molto più tecnico di me, ha girato un po' tutta l'Italia, ha giocato anche a livelli di professionismo, però molto bravo anche lui, un giocatore molto serio, ma nettamente più tecnico di me. Molto modesto il sindaco, al quale naturalmente faccio i miei migliori auguri per il proseguo della tua gestione di questa isola che veramente sta nel mio cuore. Grazie a voi tutti, grazie. I can feel it, baby.
Senti Di Bernardo consegna il premio, immagino anche lei. Io sono onorata di dare questo premio perché abbiamo veramente gustato dei piatti, è stato per noi un piacere per il palato ma anche un piacere per gli occhi, perché erano dei piatti veramente bellissimi da vedere. Quindi bravissimi tutti gli chef e alla prossima. Grazie. Evviva! Complimenti all'Inghilterra, facciamo un bel applauso. Thank you very much. L'assessore al turismo e cultura del comune di Carloforte, Aureliana Curcio. Venga, assessore. Aureliana, una battuta anche... Scusa, ha detto una cosa meravigliosa, Sì. 4 avanti per fare un Assessore, abbiamo chiacchierato anche questa mattina. Lei è molto più rilassata dei primi giorni e credo che adesso consegnare il premio suggelli questo momento di gioia, che è un momento di gioia per tutti, perché siamo stati tutti bene, anche loro. Sì, assolutamente, siamo contentissimi perché non avevamo dubbi che gli chef ci regalassero appunto le gare che ci hanno regalato, i piatti che ci hanno consegnato e fatto gustare. E siamo felicissimi di dare il premio alla Giardina, soprattutto perché appunto lo chef e quindi ci voleva, ma soprattutto perché appunto erano effettivamente piatti di qualità, la Giardina sicuramente ha apprezzato e noi siamo felici di proporre quello che è l'elemento base di questa ricetta che poi è il nostro tonno. Quindi grazie per aver esaltato il nostro tonno e per averlo proposto a un pubblico L'anno prossimo. Grazie, complimenti. Evviva! Bene, adesso vorrei qui vicino a noi. Piatto complesso, ben pensato e altrettanto ben realizzato, nel quale i pur numerosi elementi di contorno riescono a esaltare le straordinarie qualità organolettiche del tonno che, presentato in 3 diverse preparazioni, emerge come vero protagonista del piatto. Vince, the winner is Lituania! Complimenti, grazie, ve lo porterete in Lituania, non so come, chi di vieni come se lo portano in Lituania?
ti hanno